Concordia Sagittaria sotto shock per la mamma morta tra le fiamme nel tentativo di salvare la figlia più piccola. L'appello della cucina. Apriamo un conto corrente per le 2 ragazze rimaste orfane. Lutto cittadino nel giorno dei funerali. L'auto sulla quale viaggiava verso Jesolo diventa una trappola mortale. Il 76enne finisce in un canale a Cavallino Tre Porti e muore. Le lacrime dei conoscenti. L'ennesima razzia in un'abitazione della Marca Trevigiana. A Quinto i ladri ripuliscono quasi completamente una famiglia, auto compresa. La rabbia e lo sconforto ai nostri microfoni. Al via questa mattina l'abbattimento delle prime 5 casette del campo Sinti di Favaro Veneto, costruite 9 anni fa sotto l'amministrazione Cacciari, tra le polemiche. 350 milioni di euro per i lavori che entro 2025 porteranno l'aeroporto Marco Polo a gestire 16 milioni di passeggeri all'anno. Cantieri al via La Maggio, parte del finanziamento dalla Banca Europea degli Investimenti. Autonomia, abbiamo finito la pazienza, così il governatore del Veneto Luca Zaia stasera a Ring per parlare anche di montagna ferita, grandi opere e Olimpiadi. Finisce con 5 sì e altrettanti no il referendum consultivo per la fusione di 26 comuni veneti. Polemiche nel bellunese per schede con la dicitura provincia di Vicenza, ma la regione precisa voto regolare. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, lo avete sentito in primo piano, la tragedia, la terribile tragedia che si è consumata nel veneziano a Concordia Sagittaria, dove ieri mattina una mamma ha perso la vita tra le fiamme della sua abitazione andata a fuoco nel tentativo di salvare la figlia più piccola di 11 anni. Il rogo per un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. Ieri sera l'intera comunità di Concordia si è ritrovata nella chiesa parrocchiale per una veglia di preghiera in attesa dell'ultimo saluto. In occasione dei funerali infatti è stato indetto il lutto cittadino. Intanto una cugina lancia un appello: apriamo, dice, un conto corrente per aiutare le 2 ragazze rimaste orfane della mamma. Ieri la tragedia immane con la casa andata a fuoco per un cortocircuito sembra innescato dalle luci dell'albero di Natale, dove una mamma è morta nel tentativo di salvare dalle fiamme la più piccola delle 2 figlie, qui a Concordia Sagittaria, zona Paluetto, in via Battisti, al Civico 20. E alle mie spalle vedete la casa della tragedia, dove ha perso la vita mamma Paola di 45 anni per tentare di mettere in salvo le figlie di 11, figlia che invece con la sorella maggiore si trovava già fuori dalla casa e in salvo. Le 2 sorelle si erano infatti gettate dalla finestra che affaccia sul retro del giardino, con la maggiore di 19 anni che nella caduta si è pure slogato una caviglia. Inutile ogni tentativo di soccorso dei vigili del fuoco e dei sanitari, giunti insieme ai carabinieri. Per Paola Castellette, 45 anni, insegnante di sostegno, non c'è stato nulla da fare. È morta a causa dell'esalazione del fumo per le quali ha perso i sensi, finendo travolta dalle fiamme nella sua camera da letto. Una fine atroce a cui ha assistito anche uno dei 2 fratelli di lei, entrambi vigili del fuoco, con il primo che aveva da poco preso servizio. La casa, ora transennata e dichiarata inagibile, si trova accanto a quella della mamma della vittima, dove ora hanno trovato riparo le 2 nipoti. La mamma era separata dal marito infatti da circa 2 anni. Oggi, nell'abitazione della nonna, il via vai dei familiari, amici e parenti, fortemente preoccupati per le sorti delle 2 ragazze, rimaste orfane di madre e con una situazione familiare davvero molto difficile. Il toccante appello di una delle cugine della giovane mamma: presto, dice, verrà aperto un conto corrente per dare loro un aiuto concreto. In tutti i social cercheremo di mettere a questo avviso questo conto corrente aperto alle ragazze che hanno tanto bisogno economico. Anche di vestiti, di cosa c'è bisogno? Di tutto, però è meglio i soldi a questo punto. Con i soldi cerchiamo noi di combinare, comprargli quello che loro necessitano. Queste 2 ragazze hanno tanto bisogno. L'affetto cercheremo di darglielo noi, però un contributo economico da parte vostra, di tutti. Restiamo nel veneziano con un'altra tragedia che si è consumata questa mattina. Una donna di 76 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita dentro il canale. Alla notizia della sua morte il paese è piombato nello shock. Una tragedia che ha lasciato sotto shock l'intero paese. Milena Zanella, 76 anni, era molto conosciuta. Questa mattina doveva andare a Jesolo. A poche centinaia di metri da casa, lungo via Saccagnana, il drammatico incidente. Come potete vedere, la signora ha perso il controllo della macchina proprio in questo punto, poi con le ruote è salita sopra il marciapiede ed è finita dentro il canale tra queste 2 imbarcazioni.
La macchina si è inabissata nelle acque del canale proprio di fronte al cimitero. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sommozzatori, i vigili del fuoco e gli uomini del SUAM 118. Da Treviso è partito anche l'elicottero, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare e oggi qui è stato un via vai di amici, familiari, increduli residenti che ci raccontano come questa strada non è nuova ad incidenti simili. È già successo 1 anno o 2 anni fa, secondo me, che gli anni passano troppo in fretta, che è andato un altro in canale. E forse potrebbe essere stato proprio un malore che ha fatto sbandare l'auto della 76enne. Le cause sono al vaglio della polizia locale. Su una cosa tutti sono certi, la strada va messa in sicurezza. Devono pensare a qualcosa, a mettere una specie di parapetto, qualcosa, ringhiera. Molto stata una famiglia, e lei è stata molto sfortunata perché è morto il marito una trentina di anni fa. Dopo è morto un figlio, un incidente stesso, e lei ha fatto la stessa fine. Secondo lei qualcosa ci dovrebbe essere qui? Sicuramente, non secondo me, secondo tutti, guarda che roba. Madonna. Ha saputo ora di questa notizia? Sì. Conosceva ovviamente la signora, la conoscevate tutti? Certo. Mamma che roba. Continuiamo con la cronaca, con l'ennesimo furto in abitazione nella Marca trevigiana, ad essere stata completamente svuotata dai ladri la casa di una famiglia. Un incubo dal quale la famiglia Bitici fatica a risvegliarsi, un incubo nel quale mamma, papà e i 3 figli sono piombati sabato sera, quando dopo aver cenato a casa di parenti sono rientrati nella loro casa di Quinto. Appena arrivati hanno notato che in cortile non c'era l'auto parcheggiata, il primo segnale che potesse essere successo qualcosa di brutto. Apro la porta e non si entrava più dentro perché era tutto sopra. Praticamente erano i bambini, cominciato a urlare e piangere, dite, calmate. La casa, come mostrano le foto scattate dalla coppia, è completamente a soqquadro. I banditi, entrati da questa apertura in giardino, hanno forzato la porta finestra della cucina e hanno passato a setaccio ogni stanza, mettendola sottosopra. Ho portato via tutto quello che hanno trovato, addirittura i tappeti, cuscini, piumini, tutto. Televisione, computer, microonde, macchina del caffè, tutto. I ladri, dopo aver preso anche qualche gioiello e dei contanti, hanno caricato tutto nell'auto della famiglia e sono fuggiti. Per i Bitici lo shock è ancora forte. Da 2 o 3 giorni non dormiamo più a casa, andiamo da mio fratello e non dormiamo più qua perché non mi sento più a casa mia. La famiglia di origine kosovare da anni in Italia è ben voluta da tutti qui a Quinto. L'intera comunità qualche anno fa, quando marito e moglie persero il lavoro, si strinse intorno a loro per aiutarli a ripartire. Dopo 1000 sacrifici i coniugi sono riusciti a costruire questa casa. Siamo riusciti a fare una casa per essere più sicuri, per essere a casa nostra, però non ci lasciano stare in casa nostra. Tra i primi ad arrivare dopo il furto Nadia Soligo, assessore del comune di Quinto e vicina di casa della famiglia, al suo fianco nei momenti più difficili. Quello che mi dispiace di più è la cattiveria che hanno usato in questa casa, fatta con tanti sacrifici. Violare l'intimità della casa, delle nostre famiglie, è una cosa da condannare. I coniugi sperano di poter ritrovare almeno l'auto, questa Opel Astra Station Wagon, targata EJ234YM. Intanto la famiglia Bitici, come 5 anni fa, deve ricominciare. Non mi aspettavo una cosa di genere, perché abbiamo lavorato una vita per avere una casa e diciamo di avere un tetto sopra testa, per i bambini un domani trovarci qualcosa, ma non disperazione. Adesso bisogna trovare forza e ricominciare tutto da capo, perché qua io non mi sento a casa mia, ti dico la verità. E in questa nuova sfida, ancora una volta, la comunità di Quinto è pronta a stare al fianco della famiglia Bitici. Ruspe in azione nel campo Sinti di Favaro Veneto. Questo primo colpo di mazza è simbolico per dire che finalmente l'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro dalle parole passa ai fatti e cominciamo a demolire ciò che c'è di abbandonato in questa realtà. E un po' alla volta riusciremo finalmente a liberare questa area dall'abbandono. Prima i colpi di mazza dell'assessore al patrimonio Renato Boraso, poi al campo Sinti di Via del Gran Turco entrano in azione le ruspe.
A venire abbattute le prime 5 delle 38 casette realizzate nel 2009 dalla giunta Cacciari, con una spesa di 3 milioni di euro e una lunga coda di polemiche. Altre 4 seguiranno a stretto giro. Tutti edifici ormai abbandonati dai loro inquilini, che nel frattempo hanno preferito andarsene altrove. Il riutilizzo, anche volendo, non sarebbe stato possibile per le pessime condizioni degli immobili. Non resta dunque che smantellare. Perché lo facciamo? Perché ci è arrivata voce del rischio concreto che da altri campi in via di smantellamento in altre parti del paese, Milano, Roma, Napoli, ci sarebbero delle persone interessate a trasferirsi qui o spostarsi sapendo che ci sono delle case vuote, degli edifici possibilmente occupabili. Questo non deve accadere, non vogliamo in qualche modo ritornare a un campo straffollato, non vogliamo che da altre parti arrivino qua e quindi togliamo assolutamente ogni possibile spazio per future occupazioni. Alla fine, ricorda la vice sindaco e assessore alla casa Luciana Colle, l'intero campo dovrà essere abbattuto per legge e le persone che ci vivono integrate nella comunità. Solo allora si potrà parlare di assegnazione di case pubbliche per quanti ne hanno titolo. Le persone che abitano qua devono imparare a vivere civilmente, cioè trovarsi un lavoro, inclusione, scolarizzazione dei ragazzi e quindi andare a scuola, riuscire a vivere pacificamente in forma proprio civile. Dopodiché si può parlare di inclusione in case, perché altrimenti noi non possiamo permetterci di creare problemi al territorio, assolutamente. Presentato l'intervento di ampliamento dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, che al termine dei 4 anni di cantieri potrà ospitare 16 milioni di passeggeri. Cresce l'aeroporto di Venezia, che entro il 2025 vedrà la realizzazione di una nuova sala imbarchi, l'ampliamento del corridoio arrivi, un nuovo impianto di smistamento bagagli, 5 ulteriori pontili di imbarco a servizio dei voli, nuovi locali impianti, un livello interrato per operazioni tecniche e un imponente fabbricato dedicato alla logistica. L'intervento si svilupperà sul lato nord dell'attuale terminal per una superficie totale di oltre 59.000 metri quadri. Un passo molto importante, un investimento di 350 milioni che si svilupperà in più fasi e che si concluderà nell'arco di 4 anni e quindi porterà l'aeroporto ad avere una possibilità di ricevere fino a 16 milioni di passeggeri. Il progetto esecutivo è stato di recente approvato da ENAC e porterà l'estensione dello scalo a 140.000 metri quadri rispetto ai 42.000 con cui si era partiti nel 2003. Il 2018 vedrà l'aeroporto veneziano superare gli 11 milioni di passeggeri. I lavori, finanziati per 150 milioni da Banca Europea per gli investimenti, cominceranno a maggio del prossimo anno e comporteranno l'impiego di circa 2.700 operai per tutta la durata del cantiere. Prosegue intanto la fase progettuale per l'auspicato collegamento ferroviario. Stiamo lavorando in maniera proficua con Ferrovie dello Stato. Mi auguro che i procedimenti che hanno visto bloccare altre importanti opere infrastrutturali e la discussione eterna sull'alta velocità non provochi rallentamenti su questo importante collegamento che dovrebbe migliorare sicuramente l'adduzione del traffico all'aeroporto. I sindacati chiedono chiarezza sul futuro dei 96 dipendenti della Coge Mantovani, azienda padovana di costruzioni. C'è preoccupazione per i 96 dipendenti della Coge Mantovani, l'azienda con sede nella zona industriale di Padova, che lo scorso giugno ha rilevato un ramo d'azienda della Mantovani, impresa di costruzioni che ha legato le sue vicende recenti anche al Mose, impegnata com'era nei lavori della gigantesca opera idraulica della laguna. Per 33 operai e una 60ina di impiegati, infatti, i sindacati temono non ci sia un futuro chiaro, attendono gli stipendi di novembre e dicembre e le 13esime, una parte di loro è già in cassa integrazione e resta da capire cosa accadrà nel 2019. Quello che ci preoccupa ancora di più è il futuro occupazionale di oltre 90 lavoratori di un'azienda che in qualche modo ha fatto la storia del settore delle costruzioni nella nostra regione, ma anche e soprattutto in Italia. Noi chiediamo che vengano pagati i lavoratori sia per quanto riguarda la mensilità di novembre e la 13esima, è stato pagato da qualche giorno solo il mese di ottobre dopo 2 mesi, dopo aver sollecitato più volte l'azienda a pagare quanto dovuto ai lavoratori.
Attualmente i principali cantieri attivi per l'azienda sono 3, la piattaforma logistica di Fusina e i servizi degli ospedali dell'Angelo a Mestre e di quello di Trento. Oltre a questi un paio di cantieri importanti all'estero, in Romania e Irlanda. Tuttavia la Mantovani, da cui arrivano i dipendenti ora alla Coge, è sempre stata conosciuta anche per i suoi lavori legati al Mose, ma quei contratti attualmente non ci sono. Il Mose in questo momento comunque è fermo perché la Coge Mantovani ha delle difficoltà a entrare nei cantieri del Mose, che porta proprio una difficoltà anche che hanno i lavoratori sia del Mose, quelli lavoratori che lavorano nei cantieri, ma anche degli impiegati che erano quelli che comunque seguivano tutta la parte tecnica e amministrativa legata ai cantieri in Italia. Vista anche la situazione generale del settore negativa in Italia, la paura è tanta e le richieste chiare, il pagamento degli stipendi ancora in sospeso e una trattativa approfondita con la proprietà e garanzie per i posti di lavoro. Ci fermiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, state con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto. Ieri nella nostra regione 26 comuni sono andati alle urne per il referendum per la fusione. Vediamo com'è andata. Finisce in parità, 5 sì e altrettanti no, il referendum consultivo per la fusione di 26 comuni veneti, i cui cittadini erano ieri chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza, dando potenzialmente vita a 10 nuove realtà. Non era previsto alcun quorum e la fusione veniva approvata con la maggioranza dei voti favorevoli. E in effetti l'affluenza alle urne in alcuni comuni è stata davvero bassa. Guardando nel dettaglio la situazione, la provincia con il maggior numero di comuni chiamati al voto per la fusione, Vicenza, ha visto alla fine in 3 casi su 5 la vittoria dei sì. Via libera alla fusione di Masone e Molvena con la nascita di Colceresa, così come a Lusiana e Conco. Si chiamerà invece Valbrenta il nuovo ente che unisce Cismon, Valstagna, San Nazario e Campolongo dove vincono i sì, maggioranza di no invece a Solagna. Niente fusione tra Longare, Castegnero e Nanto e Colbergonza e tra Carrè e Chiuppano. Nel bellunese vede la luce Borgo Valbelluna, frutto della fusione tra Mel, Lentiai e Trichiana. Qui il voto è stato accompagnato anche dalle polemiche per le schede che sul frontespizio, anziché la dicitura provincia di Belluno, riportavano provincia di Vicenza. Spostandosi nella vicina Marca Trevigiana, successo dei sì per la nascita di Pieve del Grappa, comune che unirà Crespano e Paderno. Nulla di fatto invece per le possibili fusioni nelle province di Rovigo e Padova. Il comune di Frassinelle dice no alla nascita del Medio Polesine e all'unione con Polesella. Nel Padovano restano nel cassetto le 2 nuove realtà di Terre Conselvane, che doveva nascere dalla fusione di Cartura Terrassa, e Conselve e di Fortezza d'Adige, frutto dell'unione tra Masi e Castelbaldo. Nei territori in cui hanno trionfato i sì, entro febbraio sarà approvata dal Consiglio regionale una legge per l'istituzione di ciascun nuovo comune. I prefetti nomineranno i commissari per la gestione dei comuni soppressi fino alle elezioni che daranno vita alle nuove amministrazioni. E in merito alla polemica di cui si è parlato nel servizio della scheda con la dicitura sbagliata, c'era scritto infatti nei comuni bellunesi andati al voto, provincia di Vicenza anziché provincia di Belluno, la Regione ha precisato che si è trattato di un mero errore materiale che non crea assolutamente nessun problema di regolarità alla consultazione. A dirlo il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin. L'errore consistente nell'indicazione della provincia di Vicenza in luogo di quella di Belluno non comporta alcune irregolarità nella procedura, precisa Forcolin, dopo le dovute verifiche, tenuto conto che il quesito referendario su cui i cittadini si sono pronunciati e contenuto nel retro della scheda stessa era perfettamente corrispondente alle delibere che hanno indetto il referendum. In secondo luogo, rileva Forcolin, il visto si stampi che gli uffici regionali hanno consegnato ai comuni e i file relativi inviati ai comuni medesimi erano del tutto corretti in quanto indicavano la dicitura provincia di Belluno nel frontespizio. L'errore è avvenuto nelle fasi successive, conclude Forcolin, il cui espletamento è stato affidato ai comuni. 2 persone ricoverate in ospedale e una denuncia è il bilancio di un pranzo a base di torta alla marijuana che si è consumato a Padova domenica scorsa. L'allarme ai carabinieri è scattato quando 2 donne sono state soccorse perché in preda a capogiri e svenimenti. Si è scoperto che le 2 abitavano nella stessa casa e ad un sopralluogo dei militari il cuoco di 34 anni ha confessato dentro alla torta domenicale che lui non aveva mangiato c'erano 10 grammi di marijuana che avevano letteralmente stornato
stordito le due coinquiline. In casa sono stati trovati un bilancino di precisione e un attrezzo per tagliare la canapa, assieme agli avanzi della torta che sono stati sequestrati. L'uomo è stato denunciato, mentre le sue due amiche ora stanno fortunatamente meglio. E incredibile vicenda anche a Cittadella, restiamo dunque nel Padovano. Un 50enne senza identità è ricoverato in stato di incoscienza dopo un incidente. Nessuno si è fatto avanti al momento per riconoscerlo. È ricoverato da 3 anni nell'ospedale di Cittadella, ma di lui non si sa nulla, né l'identità né da dove venga. La situazione è dell'assurdo. L'uomo, 50 anni circa, è stato ricoverato dopo un incidente stradale grave e da allora non è stato possibile risalire al nome né all'identità. Lui non è cosciente, rimane praticamente sempre a letto e quindi non può collaborare dando informazioni o particolari sulla sua storia, e su di lui non sono arrivate richieste, né sembra siano state avviate ricerche tali da arrivare fino all'Alta Padovana. La nazionalità sembra essere cinese, ma i dati certi praticamente si fermano qui. Potrebbe essere un immigrato arrivato in Italia in cerca di lavoro, poi la sfortuna dell'incidente lo ha di fatto cancellato dalla realtà. Nel frattempo all'uomo viene ovviamente garantita l'assistenza sanitaria e se non si troverà una soluzione per accertare l'identità, restituirlo alla famiglia o rendere possibile il rimpatrio, verrà trasferito in una struttura per ricoveri a lungo termine. Le spese sono affrontate dalla sanità padovana, ma la richiesta di rimborso si scontra con la burocrazia e con quest'uomo senza nome. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospite in studio Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo. Poi a seguire dalle 21:15 torna a Ringa, la politica alle corde, ospite il governatore del Veneto Luca Zaia. Insieme a lui toccheremo tanti argomenti d'attualità, a partire dall'autonomia, con il governatore che ha detto abbiamo finito la pazienza, e poi ancora tra i temi toccati la montagna ferita dopo il maltempo di fine ottobre, le grandi opere e naturalmente l'obiettivo delle Olimpiadi invernali del 2026. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, tempo dunque stabile ma piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di martedì 18 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto ovunque e anche per lo più soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia saranno possibili, specie al mattino, nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure del Veronese e del Rodigino. Temperature minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 2 e 7 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di qualche velatura a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Clima freddo con temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile, con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà anche in questo caso sereno e sgombro da nubi su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche nebbia al mattino sulle vallate settentrionali. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.